Buongiorno Italia. La finestra magica di Cingano, ecco qua. Così. Marco. Stavo così bene, no? A un certo punto ho detto, ma porca troia, che ha messo sta musichetta da ritardati. Era la mia sveglia. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Ecco, adesso ci arrestano ragazzi, adesso ci arrestano. Cosa hanno? Binocoli? Pistola, binocoli? Beh, io sono parcheggiato qua giusto, imbucato, sono quello più parcheggiato giusto del mondo. Loro sono quelli più parcheggiati peggio del mondo perché sono dentro là dove non si potrebbe parcheggiare. Comunque no, credo che non facciano niente, vengono solo a fare un controllo, oppure è morto qualcuno negato. Così che io non ho organizzato niente, sono lì che stavano contando i camper. Adesso dove sono andati? Ma io non capisco. Vado a sfoggiare il mio pigiama. Aprivo la testa. Beh. Praticamente il cane è stato operato, forse per le vicinanze. Aspetta che io in ogni caso, che cosa esco senza mascherina, aspetta. Là che ciacolano con Fabio e con Marco. Chissà cosa gli raccontano. Ho sentito, no, ma guarda che sai algadita così. Loro rimontano e dicono sai algadita così. No, ma noi altri qua. Aspetta, cosa tiri fuori? Cosa fai? Multa? Tagga fuori multa? No, io via. Bomba. Che perché non si sta facendo nulla di male, si sta solo esistendo, voglio dire. Però vedi com'è bella la politica, no? E questa è la storiella del pesciolino e dello squalo, no? Che ti insegnavano a scuola. Se c'era ti parlavamo solo io, Marco e Fabio, no? Cioè 3 camper, 2 camper, metti così, sicuro che ti inventavano qualcosa per darti la multa, ok? Perché sei qua libera, eccetera. Siccome che sarà 40 camper e tutta gente che non si conosce, ok? Quindi 40 situazioni diverse, sti qua alla fine hanno detto vabbè, non stanno facendo niente di male, andiamo via. Cioè, capisci? È un po' su tutte le cose, per quello io dicevo sempre che tante leggi, tante cose ce le vogliamo noi. Perché? Perché tutti, la maggioranza acconsente, no? È quello che ci insegnava il buon Thoreau con la sua disobbedienza civile, no? Ricopiata poi ricopiata, se non un termine brutto, ma insomma imparata e rimessa in pratica poi dal buon Gandhi, da Pannella e da tanti altri personaggi, insomma, ecco. Sì, certo, non è che voglio paragonare Pannella al Gandhi o altri personaggi, semplicemente stavo dicendo quegli elementi che hanno utilizzato la disobbedienza civile, ossia delle manifestazioni, delle rivoluzioni, più che altro delle contrapposizioni a un obbligo immorale, illegale, tutto quello che vuoi, con la pratica e senza violenza, ovviamente, perché la disobbedienza civile comporta una tassativa non violenza. Il primo mattino a parlare di disobbedienza civile, mamma mia, dai che se fermo a tisanina, dopo laviamo i piatti. Sì, dai Italia, dai, lava i piatti. Guarda, non puoi non puoi presentarti all'Italia così, del buongiorno Italia, quei piatti a lavare. Dai, con ancora la roba in piattezza, dai, Singano, non si fa così, Singano, non fai bravo, dai. Sar Savatina, Sar Tazzina, Sar Singano. Italia, buongiorno da fuori. Guarda che colori oggi, guarda che giornata, c'è un clima paradisiaco. Ti dico, ci sarà, quanti gradi sarà? Pesati 20?
18? Sì, ma che c'è una bella brezza fresca. Sì, c'è una bella brezza fresca, esatto, il sole, ma l'arietta è leggermente fresca, c'è proprio... Mamma mia, il paradiso! Magari sono morto, no, perché sarebbe comunque una specie di limbo, perché c'è anche Fabio e Marco, quindi non dico inferno, però insomma neanche paradiso. Vedi Italia, stiamo parlando della poesia, no? Di entrare nel contesto, no? Di respirare l'ossigeno, di dare qualcosa alla natura sotto forma sempre bene o male di ossigeno, comunque forma gassosa o magari anche un po' più materiale, e comunque anche l'assimilazione del frutto, quindi tu fai parte di questo contesto e l'aria e la terra, ossia l'ossigeno e il frutto della terra, entra a far parte di te. Ma Fabio non ha capito niente. Fabio a banana mi ha detto no, a banana è qualcosa di più tropicale, dei paesi tipo, non so, l'Uruguay, il Burundi, che parti là, insomma, dove lì i simioti che mangiano banane, ma qua montagna a mela, scusa, cioè uno dice la mela, cosa pensa? Le mele trentine, hai capito? Cioè, non so. Non sono un tema. Se vuoi metterti a far surf in tel lago a sto punto. La verità è che io sì, mi sento perfetto. Vedi? Hai visto anche la fontana? Qua La cascata? sì, beh, ne era diverse cascate. No, i cadini è a sinistra. La Ah, cascata la cascata, no, non si mi andiamo dopo, il Sì, pomeriggio. vabbè. Non si mi se ne vedo le di per andare a fare delle foto, resto qua a fine marzo, mercoledì. Anche a me però qua non so, perché ho finito l'acqua in tutti i sensi. Ah, ok, Quindi o se spostiamo e dopo ritorniamo qua, ok. oppure se spostiamo e troviamo un altro posto. Beh, non perché bosse sto Sì, vabbè, ma non... Limena là, 12 km, Limona. Limana. Tu sai, Limone là. Limone? Roba là. Limone sul guarda, guarda, ti si distratti? No? Oh, ecco là, vedi, alla toppa locale potremo andare lì, sedurle, prenderle il surf, abbandonarle e andare via col surf. Questa è una buona idea. C'è il cane che cacca. Ma chi che se lamenta? Se lamenta nessuno? Da casa mia. E il cane lo ha sentito. Agata. La che incantonare in 6-8 e appena si riuscì a saltare su per il muro si salta fuori dalla finestra. Agata. Ma fine Agata gli ha mangiata o gli ha... No, sono tutti insieme per quando che è un po' più grande. Quasi in grasso un fianco. Esatto. Giustamente. Perché sennò non te mangi solo che ossi, no? No, esatto, è come con io ti ciucci su le stecchette. Esatto. Senza omofobia da parte mia, ma guarda che piatto omosessuale che mi ha fatto Marco. Guarda che roba. Ma forchette serve, roba che roba lì. Non capivo. Per quanto sei pronto, Marco? Quando sei pronto? Tra poco Tra poco? Ma non hanno capito secondo me tutti. devo fare una voce, un megafono ci vorrebbe, perché la mia voce comunque non arriva così tanto. La carta forno sotto, Forse cucinata pianino, bisogna si è venuta convertire il mozzarella, canale. tagliata così, tagliata a fette. Invece di parlare un po' delle robe del singolo, delle robe del camper, parlare delle robe gastronomiche, perché qua ogni volta che Hai ci una cosa di troviamo, plastica qua, se no lo roviniamo. tanto una cultura, Spettacolo. no gastrite, come si dice, gastronomica, regionale e nazionale non indifferente. Scaldi e via. Vado a Impari vedere se c'è tante di qualcosa quelle di cose che legno. mette a fa A mano a mano che la messa Però effettivamente tra ricette, storie, culture, no, di questi cibi non si parla d'altro. Cioè, Potorle, tanto. Svizzera, Io. sì, no, ma Ti smerda tutto il ogni angolo che io faccio vedi, sono queste cose. Sì, non è un canale omofobo, però se comunque tu vedi queste scene romantico omosessuali, automatismo, insomma, cioè è una conseguenza automatica, è un po' come l'erba è bagnata perché piove, ma è una conseguenza della pioggia, cioè è un automatismo. Quindi uguale anche tutte queste robe un po' omosessuali, no? Della gente che cucina, vedi, si mette uno dietro all'altro, sono tutti a contatto, tipo Ghost, no? Sai quando facevano il vaso, no? Che Patrick Swayze là con Demi Moore uno dietro l'altro, e uguali loro in cucina, no? C'è un po' questa rievocazione, questa rivisitazione di quel momento romantico storico della storia del cinema, ma se vogliamo anche della storia dei sentimenti umani, no? Che è quella appunto scena di Ghost, la scena del vaso,
che non so, sono ubriaco, ciao. Boh, devo da fare una precisazione. Esatto, sì, sì, no, esatto, perché devi parlare devi- per Michele. Cosa? Michele, Fa una ascolta. precisazione. No, volevo dire, Michele. Yuri, quando hai fatto tutti i discorsi scientifici, tecnologici, casini, guarda quello che devo bere, no? È partito dall'albero, cos'è questo, cos'è il vin, cos'è birra, cos'è il vino rosso, cos'è la tagliadea. Ecco, quindi sì, è sparfuglia in fiamma, va bene. Appunto, ma qual è il problema che io stavo raccontando? Guarda tutte queste famigliole genuine e felici che ci sono, guarda gente che fa i picnic, ok? È tutta gente che, come dire, vive questa naturalezza, no? E voi invece con spingermi con la sparagagna, l'alcol dentro le mie vene, mi state dissociando da questa realtà, mi state portando sulla la via sbagliata. No, Sì, è un'altra sì. via, non No, so che sia sbagliata, è un'altra Gli via. parliamo con tu mugliere qua in parte, vediamo chi che era so. Mugliere di Andrea, Perché sta collegandosi al discorso che forse non tutti hanno capito, ritorniamo un attimo nel mondo reale con dell'insalata dell'orto, che da noi si dice dell'ort, ossia inteso un attimo anche come quello stereotipo di cibo naturale, no? Come cibo salutare, ossia il cibo che noi di default dovremmo assimilare, dovremmo nutrirci, no? Quindi Dai, non sul tutte serio? le schifezze che ti Eh, portano loro, dolciumi, alcol, Non mi grappe, piace. vini, birre, droga e tutte quelle robe là. Sesso. Sesso, Rock and roll. rock and roll. No, roba genuina, l'insalata dell'orto. Impara. Metti un annuncio nel gruppo che cerca una badante per pulizia forno. Annuncio, Fabio cerca badante per pulizia forno. Punto, basta che sono ubriaco. Guarda che poesia, dopo faccio un po' di color correction perché è un po' scuro, siamo all'ombra. Però guarda, il rosso del pomodoro, il giallo della polenta abbrustolita, il verde non puoi mettermi il cadavere di un polastro in mezzo a sta poesia qua. Come carattere che Perché c'è per mosche dopo col mancava l'azzurro, ma non l'azzurro di aterina in plastica, ma l'azzurro del cielo ceruleo che si sfonda sulle montagne. Dai, benvenuti. dai. Questa doveva essere la mia depurazione di acqua e frullati di frutta. Però, d'altra parte, se devo essere sincero, dopo per carità potrei dire che singano alla mente malata tutto quello che vuoi, però sai, in questo momento mi sento molto Sir Singano, saranno le mie pantofole molto nobili che sto usando in questo momento, però vedere questa damigella, no? Che si contrasta così poeticamente da queste nostre uglione, troione, chiamale come vuoi, che sono le teenager moderne dei nostri tempi, degli anni 2000, mi riporta un po' a quei tempi antichi in cui Sir Singano viveva libero e felice come una farfalla nel suo contesto naturale ottocentesco, il che significa che per sto lungo giro di parole adesso mettiamo sta bottiglia qua con la ciccia che ormai sarà anche definita, insomma, ecco. Vedi Italia, come dicevo anche ai ragazzi prima, in questo mio mondo immaginario che regna nella mia mente, no? È solo nella mia mente. Io sono un nobile, tipo Jean-Jacques, là, sai quello là che c'era su Mai Dire Gol, no? Quello di sensualità a corte, no? Che ho la mia villa in questo giardino principesco e consento alla plebe, quindi a tutta sta gente, tipo anche a quel signore con la birra che mi stava guardando, la plebaglia, di fare il picnic con la loro povera famiglia nel mio giardino da nobile. Tutto questo ovviamente nella mia immaginazione. L'erba del diavolo. Ciapà, Natura. ciapà e mi fa quanto che invuto mi fa, no? Ah, Mica sì, buttare sì. corteo, no, dammi tutto. Sono su in albergo 4 giorni, 4 giorni, metà già sparito. Ma cara è già sparito.
Ti ho mangiato. Adesso Sì, papà, mangiare. papà fa impara. le formaielle, le grosse cosite. Formaielle, Ma formaggi, se non diciamo. ti stai attento, una sera te la mangi. Sì. 2-3 kg, 2 kg, 3. Su, sì, dai, 2 kg. cosa, Marco? Ma se non ti stai attento, due una chili, sera te la alla mangi fine, tutta. Che È una bomba. Butto qualcosa? Per Abbiamo Marco quettotta. parla sempre Dove vanti italiano, adesso? poco culturale Marco, sotto questo aspetto, mentre è da Andrea che puoi imparare molto. Cosa? No, niente. quettotta. Ti guarda, ti sai che tu fotografare. Anche No, te. mi avete fatto scappare la toppa locale, non avevo neanche l'obiettivo per inquadrare le orecchie. Questa è meglio. Ma devi stare pirente, Marco. La morte delle puntine del Ho mondo. paura di... Allora, no, adesso. Una figura di Laudati. No. Oggi è vero, è quella No. Da un'ora che sprono andare a vedere le cascate, a muoversi, a fare un giro in parlo bici. io con tuo amico. No? E qua cibo, alcol, droga, prostitute. No. Ma dove vedi te le prostitute? Vabbè, è una roba metaforica. Ah, ok. No, perché tanto per sapermi, noi non mi hai visto. No, vabbè, perché la muggere te dice parole, però vuol dire. Tutte dentro il buricchio. Ma no, siamo in questi bei posti naturalistici, in montagna. Scondere. Invece di esplorare, siamo sempre qua. gente che vuole rilassarsi. Ma no, che da 3 giorni che si rilassiamo, dai che ne fare un giro. Tiro fuori la carabina. No.